Siamo qui con Francesco Manfio, direttore del gruppo Alcuni, e gli chiediamo come si collocano le produzioni italiane del cinema di animazione nel panorama globale. Beh, guarda, allora, fino a 10 anni fa l'Italia non aveva nessun ruolo, non riuscivamo a produrre, c'erano mille difficoltà, eccetera. Poi, grazie a dei contributi di fondi regionali, ma soprattutto grazie alla straordinaria presenza di Rai, normalmente non si parla benissimo della nostra televisione pubblica, sul fronte dei ragazzi ha fatto un lavoro straordinario, ha cominciato a investire in produzioni fatte in Italia e questa è stata la cosa che ha cambiato completamente l'approccio con l'animazione italiana. Prima riuscivamo a fare pochissime cose, adesso grazie a Rai Ragazzi, adesso Rai Kids, veramente riusciamo a fare delle produzioni straordinarie e per esempio il nostro Leo da Vinci è presente in tutto il mondo, in Mini Cuccio in tutto il mondo, questo grazie appunto a un atteggiamento del pubblico e del privato che hanno lavorato insieme, cosa che in Italia si fa di rado, ma se si cominciasse a fare potrebbe avere, come ha avuto nell'animazione, un grande successo. Quali sono invece gli ingredienti del successo? Bah, io credo che il cartone animato abbia due cose, una grandissima storia, perché senza storia non si va da nessuna parte, ma poi dei grandi personaggi. Personaggi e una buona storia, secondo me, se mixati bene, possono fare un grande successo. Mini Cuccioli, per esempio, che cos'ha? Ha una bellissima grafica, i cuccioli sono davvero belli e le storie sono altrettanto interessanti. E poi bisogna conoscere il pubblico a cui ti rivolgi. Se scrivi una storia per bambini dai 3 ai 6 anni, insomma, devi conoscere, devi aver giocato con loro, o insegnato a loro, o lavorato con loro. Se l'hai fatto hai grandi possibilità che la cosa funzioni. Se invece vedi i bambini come un ripiego, mi piacerebbe lavorare per gli adulti, fare questi grandi film, ma poi sono costretto a fare cose per i bambini, questa cosa qua c'è il rischio che non funzioni. Come si può invece riuscire a coniugare l'intrattenimento e l'educazione nei prodotti di animazione? Beh, questo è quello che noi veramente vogliamo fare sempre in tutte le nostre produzioni. Far cartoni animati, ma far cultura, far televisione è anche fare educazione. E quindi i nostri cartoni animati devono raccontare delle storie assolutamente divertenti, simpatiche, belle, ma devono avere dietro una storia, un messaggio, dei valori da passare. I mini cuccioli parlano di solidarietà, di rispetto degli altri, di voglia di stare insieme ed è fondamentale. I bambini, vedendo questi nostri cartoni animati, spero che possano veramente fare questi valori dei propri valori e credo che questo sia il messaggio che un'animazione fatta bene debba dare.